Andrea Baiani, La vita non è in ordine alfabetico. Andrea Baiani. Simone Lenzi. E abbiamo terminato, mi pare dubbi non vi siano, e vince la 53esima edizione del premio Arnaldo Leonildo Settembrini Andrea Baiani con La vita non è in ordine alfabetico. Mi dispiace, la Scala è ancora sua. Eccoci qua di nuovo, come si dice, la Scala ha portato fortuna. Parlo vicinissimo a te. Arriva tutto, adesso arriva tutto. Intanto perché arriva il premio, un premio di 7.200 euro, mentre per tutti i finalisti è previsto un premio di 700 euro. I miei vicini già chiedono prestiti. Quindi Andrea Baiani si darà al prestito. Questo è il microfono. No, questo io non ho detto questo, ho detto che i miei vicini. Però in questo momento, non so, magari nell'empito della vittoria uno diventa anche estremamente generoso. Quindi portatemi via. Io chiamerei adesso, per premiare Andrea Baiani, Daniela Nogarin degli Angeli, erede della famiglia Settembrini, che consegnerà ad Andrea la busta. No, lei non parla, lei consegna, ecco, per conto della famiglia, ecco, questa è la busta e poi qui, ecco, prego, questo è un po' pesantiello, per cui, ecco, perfetto, questo è un cadeau che rappresenta Venezia, il leone rappresenta Venezia, ecco. Bene, allora prima di... Sì, la signora, grazie signora. Ecco, prima però di lasciare la parola a te, io vorrei leggerti una delle motivazioni, perché poi la giuria degli studenti era chiamata appunto anche a dare sostanza al suo voto. E la motivazione scelta, non brevissima per la verità, è quella di Silvia Luca del Liceo Foscarini. La vita non è in ordine alfabetico, è una raccolta di storie brevi, rigorosamente in ordine alfabetico, che condensano una storia in una parola. Ogni racconto, seppur breve, è ricco di sentimenti e sensibilità e descrive scene di vita comune in cui qualsiasi lettore può riconoscersi. È come se l'autore riuscisse a leggere nell'animo di tutti e scovare i sogni più reconditi, le paure vissute da bambini o le angosce che ci affliggono nella vita. Il libro apre con una sorta di prefazione, quasi a giustificare la struttura dell'opera, con quel suo dipanarsi tra le lettere dell'alfabeto. Anch'esso è un racconto che ci insegna come accanto al sentimento conviva la ragione, come i nostri pensieri riportati su carta non siano nient'altro che un susseguirsi di lettere, di segni convenzionali, capaci tuttavia di avere un'anima e di raccontare il nostro pathos con i loro freddi segmenti ascendenti e discendenti appoggiati su un foglio. Mi piace ascoltare come l'autore descrive pensieri assurdi che affollano la mente di un futuro papà mentre assiste la moglie in travaglio in sala parto. L'incoerenza della mente umana è raccontata con semplicità e innocenza, quasi a giustificare l'uomo, che invece di immedesimarsi nelle urla delle spinte della moglie pensa al cane di sua zia, acciambellato sotto la sedia del ristorante. La mente dell'uomo è un ingranaggio misterioso, senza nessuna regola o formula, un motore incontrollabile, finché il pianto che si rompe tra le gambe della donna non desta il protagonista e gli dice che sua figlia è nata. La lettera C cela la confessione di una donna seduta accanto a un uomo su un sedile del treno. Il bisogno della signora di parlare con qualcuno per raccontare i dolori della sua vita racchiude una delle immagini più poetiche del libro. Da una parte c'è un senso di impotenza e smarrimento dell'ascoltatore, che non può far altro che offrire la sua attenzione. Dall'altra un senso di liberazione e di rassegnazione nella donna, che scende dal treno dimenticando il suo cuore ancora pulsante sul sedile.
Questo cuore inferocito e molle non serve più alla signora, ma lui, tuttavia, continua a pulsare all'impazzata e sfugge dalle mani dello sventurato ascoltatore come un animale atterrito che tenta di fuggire alla cattura. Molti racconti sono ricordi d'infanzia, scene di sofferenze adolescenziali o tragedie familiari, tradimenti di coppia. Ce n'è uno in particolare che ricordo con piacere e che comincia con la lettera M. È la storia di un adulto che con sollievo non si sveglia più di soprassalto come da studente la mattina quando aveva i compiti di francese svolti a metà o quando si trovava a ripetere i verbi alla fermata. La sua vita è ora un susseguirsi di mattine piene d'aria, senza nessun senso di inadeguatezza, che provava invece a scuola. Ora egli accompagna a scuola suo figlio e in macchina gli spiega che soltanto l'età adulta spazzerà via questo senso di malessere che prova adesso e che è lo stesso che ha provato lui quando era studente. Eppure, sebbene adulto, basta un innocuo corso di tedesco fatto per diletto per girare la clessidra e far ricominciare tutto di nuovo. Ed ecco ancora quel senso di nausea la mattina per quei compiti non finiti, verbi non coniugati, sostantivi non declinati, e quella speranza di non essere chiamato dalla professoressa che si aggira tra i banchi. Leggendo questo racconto ho ripensato ai corsi e ricorsi storici, all'eterno ritorno dell'uguale, alla clessidra capovolta che si svolta e si riempie, al pendolo che danza questo eterno movimento. E ho pensato alla complessità della vita dell'uomo, ai suoi intrecci di passioni e sentimenti così intensi da vivere, così veloci da descrivere. E qui si capisce anche il senso della, preparazione di Giancarlo Marinelli, che ha tutta una serie di immagini, no, da questi racconti. Bene. Allora, innanzitutto ringrazio e al posto di dire qualcosa, se qualcuno mi passa un libro vorrei leggerne uno. Non un libro, un racconto. È brevissimo. Abbiamo un libro in sala, ragazzi, avete una copia? Me ne avete fatti firmare, cioè, avete scervellato con le idee che tirate fuori il malloppo. Che sarà quindi usato. Giuro che ci sudo anche un po' sopra con la mano perché rimane proprio il marchio. Sì, poi lo tenete come una reliquia. Sì, grazie mille. Allora, aprite tutti a pagina 25. Dura poco, Cioè dura di più cercarlo che a leggerlo. Ce la posso fare. Ci sarà un certo punto in cui mi interromperò per girare la pagina perché col pollice, pur essendo opponibile come tutti, fa difetto. Allora, questo racconto si intitola Dominus. Sei salita sul 38 e ogni passo ti sembrava più leggero di sempre. I 2 gradini li hai superati come soffiata da una folata di vento. E quando sei passata accanto all'autista ci potresti giurare che ti ha guardata con occhi incantati. Una ragazza, seduta davanti, ha fatto cenno di alzarsi quando ti ha vista avanzare. Ha chiuso il libro che teneva sulle ginocchia, l'ha infilato dentro lo zaino e ti ha detto: signora, si sieda. Ma tu hai sollevato un braccio, hai chinato la testa da un lato e con un sorriso le hai fatto capire che preferisci che lei resti seduta. È vero, e oltretutto è evidente, che gli anni ti danno la caccia, ma se sapesse questa ragazza che studia sul bus, con quei braccialetti pieni di desideri non ancora avverati, se sapesse quello che l'autista forse ha intuito quando ti ha vista, non ti offrirebbe il suo posto. Solo 4 giorni fa stavi sdraiata su un letto, eri tutta un intrico di cavi, di flebo, di spie luminose, di figli e nipoti al tuo fianco. Si sedevano accanto a te, ti prendevano la mano di pelle e di ossa e ti guardavano come si guarda uno che poi non si potrà più guardare. Per ultimo si è seduto un prete e sottovoce ti ha detto che la tua campana era suonata. Dopo aver immerso il pollice destro in una tazzina ti ha toccato, questo è il punto, concentrazione, ti ha toccato il segno di croce, prima gli occhi e i lobi degli orecchi, dopo il naso e le labbra, per finire con le mani e coi piedi. Quindi, chinandosi su di te, ha sussurrato: per istam sancta munzione,
indulget tibi Dominus, quid quid deliquisti. Amen. Poi si è alzato e se n'è andato, lasciandoti già oltre la soglia della vita, con gli occhi umidi e arresi dei tuoi familiari che ti guardavano dal bordo del letto. Solo che poi non sei morta, come la campana del prete diceva. I valori del sangue sono migliorati con rapidità inaspettata e lo stesso hanno fatto cuore e polmoni. 4 giorni dopo il dottore, spalancando le braccia, ti ha detto che per lui potevi anche uscire, che avrebbe chiamato i tuoi figli. Ti avevano vista migliorare, ma nessuno aveva pensato che si potesse contraddire il verdetto di Dio. Al dottore però hai chiesto di non chiamare nessuno. A casa ci vuoi tornare da sola. Così sei uscita dall'ospedale e fuori c'era un cielo enorme sulla città e te ne sei andata in giro così, con l'estrema unzione addosso che ti apriva le ali, e quella mattina la città era bellissima a vederla oltre la vita. I viali, gli alberi e quella ragazza sul 38 che prima si era offerta di cederti il posto e poi aveva ricominciato a studiare. Grazie mille, grazie a tutti. No. Grazie Andrea, complimenti. Allora, il libro, ecco, perfetto. Intanto, mentre facciamo...